Eccoci, eccoci, buongiorno. Ritorna Magazine, il magazzino di idee della maratona di lettura Il Veneto Legge. Con me c'è sempre Oreste Savadin che sta arrivando. Eccolo, Oreste Savadin, buongiorno. Buongiorno Livio, buongiorno a tutti quanti, grazie di essere collegati a Magazine numero 1 2025, il maratona di Sì, lettura Il Veneto Regge. Prego Livio ci siamo Venendo. presi una pausa la scorsa edizione, ma ritorniamo a grande richiesta, naturalmente, con il magazzino di idee della maratona di lettura Il Veneto Legge, che ricordiamo è una manifestazione promossa dalla Regione del Veneto, in collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche Sezione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale e in partnership con l'Associazione Italiana Editori, l'ADEI, gli editori indipendenti, l'Associazione Editori Veneti, le due sigle dei librai, SIL e ALI, e Leggere per Leggere. Quindi entriamo nel vivo della maratona di lettura, siamo alla 9ª edizione, quindi un anno ci manca ad arrivare a cifra tonda, alla 10ª edizione, e festeggiare il decennale. Oreste, com'è la salute della maratona di lettura? La salute della maratona di lettura. Dopo 9 anni, quasi 10 edizioni, bisogna dire che è diventata un appuntamento molto sentito e anzi è molto partecipato, tra l'altro, nelle più disparate realtà che si occupano di lettura del Veneto. Quindi le scuole, ovviamente, le biblioteche sono il centro, e anche per noi che le consideriamo proprio il centro culturale, no, di tutte le attività, e per arrivare ai gruppi di lettura, alle librerie, agli editori e tutte le altre realtà collegate. Quindi io direi una salute buona, sana e robusta Costituzione che va anche sempre più rafforzandosi. Beh, anche l'anno scorso abbiamo raggiunto quasi 1300 eventi di lettura, che è un numero ragguardevole per la nostra regione ed è un dato assoluto di tutto rispetto. Naturalmente noi lavoriamo sempre per migliorare le nostre performance, essendo una maratona e quindi stando nella metafora sportiva, vogliamo battere il nostro record personale. Per cui invitiamo come sempre a inserire le vostre iniziative, sia il giorno della maratona, inserirle nel sito, no? Nella sezione eventi, sia il giorno della maratona, ma anche le attività di riscaldamento. Quindi noi miriamo a mappare in qualche modo le attività di promozione della lettura che si svolgono durante la stagione estiva nelle biblioteche, soprattutto perché naturalmente le scuole si prendono la pausa, ma anche quello che accade nelle librerie, le attività, le iniziative degli editori che sono realtà piuttosto viva, no? Le librerie, gli editori, i lettori anche, sia professionisti che volontari. Eh, allora, nel corso delle 4 trasmissioni che faremo mensilmente fino alla maratona, vi daremo conto un po' di quello che accade in regione per quel che riguarda la promozione della lettura, e affronteremo i temi e le novità che stanno all'interno della maratona di passo in passo. Allora, una delle novità di quest'anno, Oreste, sono queste passeggiate
Esatto, i walking reading party, detto un po' così all'inglese, ma sono passeggiate letterarie, una per ogni provincia, quindi saranno 7 passeggiate letterarie. Cosa vogliono essere queste passeggiate letterarie? Beh, intanto una passeggiata, una vera passeggiata, ci partirà quasi sempre dalla biblioteca, e quindi anche quest'idea di collegare la biblioteca a un altro luogo. Si attraverseranno degli ambienti urbani o naturali, e quindi ecco che anche questo camminare insieme avrà un senso di condivisione. E poi sapete che camminare, a parte che fa bene alla salute, è anche un modo, diminuendo la velocità a cui siamo abituati in questi giorni qua, un modo per osservare, no, per rivedere o per scoprire cose che non abbiamo ancora visto, oppure per andare in un altro posto e scoprire da zero, no. Si farà questa passeggiata per arrivare a un altro luogo significativo dove fare il reading party, cioè che sapete che adesso, è una tendenza questa di leggere insieme, singolarmente ma in compagnia, no? Succedono delle cose, è provato che leggere insieme in silenzio in un posto, nello stesso posto, si attivano delle modalità di condivisione a livello anche sia sensoriale che così emozionale. Si leggerà insieme una mezz'oretta e poi ci sarà un momento di condivisione, di una conversazione, eccetera. Il primo Walk and Reading Party, in collaborazione con la biblioteca di Ponte di Piave, sarà la passeggiata a Parise da Ponte di Piave, dalla biblioteca, fino a Salgareda, alla Casa delle Fate di Goffredo Parise. Ma a questo proposito sentiamo il contributo di Francesco Tiveron, il bibliotecario di Ponte di Piave. Ecco il contributo. Tiveron, bibliotecario di Ponte di Piave. Grazie Francesco per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Benissimo, allora quest'anno la Maratona di Lettura ha pensato di organizzare delle passeggiate letterarie, ma cavalcando un po' la moda dei silent reading party, abbiamo pensato di trovare dei posti che fossero belli, particolari, suggestivi in giro per la regione. Ne abbiamo trovati 7, uno per provincia, e la prima passeggiata la faremo a Ponte di Piave, tra Ponte di Piave e Salgareda, dove ha vissuto Goffredo Parise. Allora Francesco, se ci vuoi dire un po' di questo percorso Parise. Sì, buongiorno, mi riveto, chiedo scusa, buongiorno a tutti. Allora, tra Ponte di Piave e Salgareda ci sono le ultime 2 case abitate da Goffredo Parise. La casa di Salgareda, la casa che ha abitato negli anni 70 e che ha visto la scrittura e la nascita dei sillabari, di quella grande opera della letteratura italiana che sono i sillabari. Poi, per motivi di salute, Parise si è trasferito a qualche centinaio di metri, a 1 chilometro di distanza, nel centro di Ponte di Piave, nella sua ultima casa, quella che adesso è, per suo volere, Casa di Cultura Goffredo Parise, perché con un legato testamentario l'ha donata al comune. Al primo piano della casa c'è la biblioteca comunale, è insita la biblioteca comunale, e al primo terra la casa museo, quindi la possibilità di vedere la casa, l'ultima abitazione. Lui poi ha chiesto di poter essere sepolto nel giardino, quindi nel giardino della biblioteca c'è la tomba di Parise, ed è proprio da lì che si parte con il percorso, quindi visitando con un percorso un po' a ritroso da un punto di vista cronologico, dall'ultima abitazione ci si sposta attraversando una parte del centro di Ponte di Piave, raggiungendo la Golena del Piave, e poi camminando lungo l'area golenale si arriva alla casetta sul Piave, quella
che è stata definita in vari modi, tra casetta rossa, la casa delle fate, come lui l'ha denominato una volta, e si concluderà la passeggiata nel giardino di una casa che è immersa nella golena, nel verde del Piave. Benissimo, sono dei posti molto suggestivi per diverse ragioni. A Ponte di Piave c'è, oltre che esserci la biblioteca, c'è la casa con anche la collezione d'arte che aveva Goffredo Parise, mentre la casa sul Piave e il percorso che faremo tra le due case è ricordato in uno scritto famoso. Com'è che è l'articolo? Veneto Veneto Barbaro. Barbaro di Muschi e Nebbie, Mm. ma poi probabilmente anche in altri, compare anche in altri scritti. Si tratta di di una descrizione soprattutto dell'incontro con la casa che lui fa. Lui va a cavallo, c'è questa casa sul greto del fiume, la incontra, l'acquista e poi ne fa un po' la sua casa principale. Lui abitava ancora a Roma, però pian pianino sposta il centro di interesse qui nella zona tra Sagrada e Ponte di Piave. E sì, mentre la casa di cultura, che è l'ultima sua effettiva abitazione, è rimasta intatta. Dopo la sua scomparsa, noi piano terra abbiamo una casa museo e approfittiamo per dire la passeggiata parte alle 17:30 del 5 luglio, ma dalle 16:30 è possibile arrivare con calma per poter visitare la casa. Una casa che ha diverse dimensioni di lettura, come qualsiasi casa museo, gli oggetti, la vita quotidiana, le cose che rimandano all'intera sua vita, quindi dai periodi dei primi romanzi per arrivare al momento del periodo più dedicato al giornalismo, ai reportage. Quindi, insomma, una casa che ci permette di raccontarlo, e poi la sua frequentazione con gli artisti della scuola di Piazza del Popolo a Roma, quindi i vari Mario Schifano, Tano Festa, Franco Angeli, Giosetta Fioroni, che sono presenti nella casa con numerose opere, quindi c'è anche un piano di visita da un punto di vista artistico, museale, nel senso del museo d'arte, perché lui frequentando, aiutando anche questi artisti che hanno comprato opere, quindi insomma abbiamo una ricchezza. Una normale abitazione, ingresso, soggiorno, cucina, studio e camera, che però diventa un percorso nella sua vita e nell'arte. Benissimo, allora grazie ancora Francesco per questa presentazione. Diamo appuntamento a sabato 5 luglio nel pomeriggio 16:30 per chi vuole anche visitare la casa, 17:30 invece si parte, e basta mandare una mail a info@ilvenetolegge.it e a tutti quelli che ci saranno buona passeggiata. Grazie Francesco. Grazie a voi, ci vediamo il 5. Vorrei una casa con qualche rumore di pioggia, qualche difetto legato all'intemperie, una donna, una moglie vagamente elastica nella carne come un palloncino, magari, chissà, un figlio, una figlia, che ci fosse bla 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 bla, una casetta, una specie di casa delle fate, minuscola e vecchia. Niente, mentre parlavate ho tirato fuori dalla mia libreria qua in fianco il libro di Goffredo Parise e mi ero messo a leggere. Sì, so che Livio vuole fare una correzione al volo. Sì, se qualcuno volesse venire a fare la passeggiata sabato questo, 5 di luglio, può avvisarci inviando la mail non a info@ilvenetolegge.it ma a ilvenetolegge@gmail.com. È stato un piccolo errore di indirizzamento.
Grazie Livio. Allora, il Veneto Legge @gmail.com per tutte le comunicazioni che riguardano la maratona e soprattutto per avvisare della vostra partecipazione. Allora, andiamo avanti sempre rispetto con la nostra scaletta, andiamo avanti sempre facendo riferimento alla maratona di lettura, al Veneto Legge. E voi sapete che ogni anno ci sono dei temi. Tra i temi che ci sono quest'anno c'è Giacomo Casanova. Giacomo Casanova sono 300 anni dalla nascita, scrittore poliedico, diplomatico, avventuriero, ma avvalorata questa sua fama anche da questo famoso libro Storia della mia vita, che ripercorre le sue vicende. Allora, un'autobiografia. Allora, abbiamo preso questa suggestione, l'autobiografia, e sempre nel sito ilvenetolegge.it potete trovare nella pagina bibliografie per ogni tema una bibliografia dedicata, curata da diverse biblioteche. La bibliografia di Casanova è stata curata dalla Biblioteca Comunale di Jesolo, ma adesso sentiamo Laura Magagnin della Biblioteca di Jesolo cosa ci racconta a proposito. Eccoci con Laura Magagnin della Biblioteca di Jesolo. Grazie Laura per essere qui con noi. Abbiamo invitato Laura perché la Biblioteca di Jesolo ha accolto l'invito della maratona di lettura per compilare la bibliografia relativa a Giacomo Casanova, che è uno dei temi di quest'anno. Lui è diventato famoso per la sua autobiografia e quindi abbiamo pensato di fare un approfondimento su l'autobiografia, le biografie, il raccontare insomma le vite. Allora intanto ringrazio Laura e la biblioteca per aver accettato questo invito. Grazie Laura. Grazie a voi per averci invitato e per averci coinvolto in questo bellissimo progetto ehm, e che, ripeto, ci tengo a sottolineare che è stato un lavoro di squadra. Oggi sto parlando io, ma parlo a nome di tutto il team. Il mio collega Alessandro Rigo, Giulia Vallese, Jenny Panighello, Filippo Furlanetto, nonché la mia responsabile Romina Franchin. Bene, allora ringraziamo anche noi tutto il team della biblioteca e andrei sul concreto. Inviterei ad andare a vedere la ricca bibliografia dedicata a Giacomo Casanova sul sito dove potete consultarla e anche scaricarla. Mi concentrerei invece con te su come avete impostato la bibliografia relativa appunto alla biografia e l'autobiografia, ma so che avete anche aperto una terza finestra. Così. Allora, prendiamo queste due branche della bibliografia, cioè quella più dedicata alla biografia e alle biografie e anche quella degli avventurieri, no? E magari, non so, a volo d'uccello facciamo una scorribanda, ad esempio, cominciamo tra i più piccoli, no? La fascia 06, che spesso si ha difficoltà ad arrivare a loro perché appunto le proposte, i temi anche sono sempre declinabili per i più grandi. Uno è un albo illustrato di una grandissima della letteratura per l'infanzia che è Margaret Wise Brown, ed è la cosa più importante, edito da Orecchio Cervo. È un'esplorazione del quotidiano che però arriva poi a dare un messaggio molto forte dedicato al tema identitario, alla ricerca dell'identità, di ciò che è può essere un bambino. In realtà è talmente trasversale questo albo che
ed è talmente poetico che potrebbe essere letto anche da un adolescente e la qualità delle tavole è altissima. Un altro è un libro piuttosto recente, è uscito l'anno scorso, edito da una casa editrice che io amo molto, piccolina, si chiama Il Barbagianni. È una prima opera di quest'autore Tassi e si chiama La Traccia ed è la storia di un cane che ricerca, che ha bisogno di esplorare il mondo e quindi da un contesto cittadino, quotidiano, anche di una comfort zone, diciamo, decide però che ha bisogno di capire che cosa succede intorno a lui e attorno al mondo. E quindi abbiamo queste tavole in cui questo cane lascia una traccia di sé attraverso tutti i luoghi che lui va a conoscere. Se andassimo nella fascia 7-11, Allora, una bella avventura, 7-11 anni, Maria Par, Cuore di Waffel, e poi c'è anche il seguito, Lena Trille e il mare, sono in realtà dei racconti di vita quotidiana e di crescita, ma sono proprio delle microavventure che i bambini si trovano a vivere nella loro quotidianità. Oppure mi veniva in mente anche Diario di un'esplorazione attorno al mio stagno, appunti e scoperte di Marise Louise del Pantano e anche Diario di un'esplorazione fuori dalla tana, appunti e scoperte di Edmond il coniglio. E qui ci sono questi animali che raccontano le loro avventure legate all'ambiente in cui vivono. Ma la cosa interessante è che non è solo narrativa, ma questi personaggi analizzano anche i fenomeni e tutto quello che sta attorno anche al loro ecosistema. ho visto che nella sezione biografie, quella collana di Rubalu, due brevi accenni su questi libri. Sì, allora, per quanto riguarda la collana edita da Robalù Jeunesse 8+, è una collana dedicata appunto alle biografie di personaggi rilevanti dal punto di vista culturale. Noi, per esempio, abbiamo messo Chiara Carminati con le illustrazioni di Pia Valentinis, L'ultima fuga di Bach, ma ce ne sono altre, per esempio In solitaria parte, che è dedicata a Giacomo Leopardi, oppure molto bello è La cena del cuore, dedicato a Emily Dickinson e scritto da Beatrice Masini, che è un'autrice fenomenale, di cui abbiamo messo tra l'altro in bibliografia Storia di me, piccola donna. Andando invece sulla fascia dei più grandi, quindi andiamo alla scuola secondaria. Beh, è diventato un grande classico, ormai un classico contemporaneo. Noi abbiamo inserito David Almond, per esempio. Abbiamo inserito nella fascia 7-11 Storia di Mina, che appunto è la voce femminile che compare già in Skellig. E ci piaceva Storia di Mina proprio per la voce che dice io, che è un io estremamente forte sia a livello di narrazione, ma sia a livello visivo, nel senso che alcune pagine del testo hanno una grafica tutta particolare che in qualche modo riproducono appunto sulla pagina scritta l'originalità di questo personaggio incredibile che è Mina. E sempre di David Almond abbiamo messo invece nella fascia 12-14 Contare le stelle invece. Benissimo, se facciamo un salto e andiamo tra le proposte per adulti, ho visto che avete aperto con un libro che si intitola Un anno di storie 2024, Vendisi io, perché trionfa l'autobiografia. Ecco, dal punto di vista bibliotecario, le storie autobiografiche
che di questi anni stanno andando decisamente molto, incontrano anche il gusto dei vostri utenti, dei lettori che vengono in biblioteca. Allora, per quanto riguarda il pubblico della Biblioteca di Jesolo, effettivamente siamo in linea con questa tendenza, direi. Ma io credo che questo fenomeno qui in particolare sia legato alla necessità che ha qualsiasi lettore di trovare delle risonanze all'interno del testo. Benissimo, allora ringrazio Laura Magagnin e tutto lo staff naturalmente della Biblioteca di Jesolo che ha contribuito a stilare questa bibliografia decisamente ricca, su 13 pagine, quindi vi consigliamo di andare nel sito. Grazie ancora e Grazie a voi. buone letture, buona maratona. Buone letture, buona maratona a tutti. Eccoci di nuovo in studio e ringraziamo naturalmente la Biblioteca di Jesolo, ma le biblioteche che ogni anno ci aiutano a compilare le bibliografie sui temi. Quest'anno, oltre alla Biblioteca di Jesolo, di grandissimo aiuto per noi sono state le biblioteche bellunesi, che hanno compilato la bibliografia relativa alla neve, che è un altro dei temi, le biblioteche rodigine del sistema di Rovigo ci hanno aiutato invece con la compilazione della bibliografia su Gian Antonio Cibotto, la VEZ, la biblioteca di Mestre, le biblioteche veneziane per la biblioteca su Alberto Ungaro e ultima ma non ultima, una biblioteca specialistica, è quella dell'Accademia Filarmonica di Verona, che ci ha aiutato nella bibliografia su Salieri. Ma adesso arriva il momento che tutti voi da 2 anni stavate aspettando, perché ritorna la Locandiera, commedia in un attimo a cura di Oreste Sabadini. Allora, in questa breve rubrica, ogni trasmissione di magazine, cerchiamo di fare un piccolo panorama di quello che succede in regione. Naturalmente non può essere esaustivo perché le iniziative sono tantissime, ma solo per dare un'idea di cosa succede e magari anche qualche consiglio di eventi da seguire, no? Vi ricordiamo che tutti gli eventi riguardo i libri, la scrittura, la lettura si possono inserire nella pagina, nel sito web www.ilvenetolegge.it. Allora, partiamo dal numero 1, la segnalazione numero 1, una montagna di libri a Cortina d'Ampezzo, si tiene dal 2009 e questa montagna di libri è arrivata alla 32esima edizione e si terrà dall'11 luglio al 24 agosto con tantissimi ospiti, alcuni nomi così velocemente: Laura Pepa, Alessandro Piperno, Carlo Pizzati, Cristian Gredina, Andrea Scavone, Antonio Bortoluzzi, Giada Massetti, Marta Ottaviani, Chiara Barzini, Marco Malvaldi, Albanese Antonio, Enrico Mentana e Daniele Zovi, che tra l'altro Daniele Zovi, una notizia di ieri, aspetta un attimo, ha vinto il premio Cortina d'Ampezzo col suo libro Sulle Alpi, pubblicato da Raffaele Cortina, è il vincitore della 15ª edizione di questo premio. Allora, una maratona lettura all'interno di una montagna di libri si svolgerà il venerdì 15 agosto e con il libro La fattoria degli animali. Potete trovare tutte le informazioni sul sito unamontagnadilibri.it. Segnalazione numero 2. La segnalazione numero 2 riguarda una casa editrice padovana, una casa editrice di fumetti, Becco Giallo, 20 anni
giornalismo a fumetti. Allora, l'inaugurazione è stata qualche giorno fa, ma la mostra è visitabile al Centro Culturale Altinate di San Gaetano, nei Ballatoi, fino al 27 luglio. Copertine di libri, altri tavole, disegni. Sapete che Becco Giallo fa questo lavoro speciale con il mezzo dei fumetti per arrivare anche a un pubblico che magari non sempre si trova le modalità per leggere di queste storie, no? Per esempio, anche a proposito di biografie, ci sono libri su Peppino Impastato, su Ilaria Alpi, Pasolini, Falcone Borsellino, da Primo Levi a Mario Rigoni Stern, Alda Merini, Maria Montessori, Basaglia, Perlasca, che tra l'altro era padovano, che sono opere che danno voce a questi protagonisti che sono stati cruciali per la nostra storia, e anche a fatti molto importanti come Ustica, Piazza Fontana, il Vajont, che siamo stati anche 2 anni fa, mi sembra, a Longarone, Porto Marghera, la strada di Bologna, il Golfo Borghese. Ecco, allora, l'inaugurazione è stata il 21 giugno, ma la mostra la potete visitare fino al 27 luglio presso il Centro Culturale di Altinate a San Gaetano a Padova. Segnalazione numero 3. Segnalazione numero 3, andiamo a Vicenza. A Vicenza la Biblioteca Bertoliana organizza questi cortili aperti dal una serie di eventi diversificati. Sono incontri con scrittori, musica, silent play, poetry slam e per esempio sono le sezioni sono fatte così. C'è il passo doppio dove scrittori e scrittrici si a confronto si presentano a vicenda i libri. Poi c'è Fabbrichiamo cultura, stasera UNESCO, il serpente e il dragone a cura della Piccionaia, oppure Sogni d'estate, che è un poetry slam a cura di Strada Provinciale 35, giovedì 17 luglio. Tutte le informazioni naturalmente potete contattare la Bertoliana direttamente oppure nel sito bibliotecacivicabertoliana.it. Andiamo alla segnalazione numero 4. Quella che vedete è un'illustrazione di Arianna Papini da Nessuno sa, Uovo Nero 2022. Perché stiamo mostrando questa cosa? Perché c'è un corso online organizzato dalla Scuola Internazionale di Illustrazione di Sarmede che ha un nome curioso, interessante secondo me, è Corso di sopravvivenza per viaggiatori dell'arte. E cosa si prefigge questo corso? Per chi conosce Arianna Papini, per chi li ha vista anche così operare, ha visto che ha tante scatolette, tante borsette, tante cose, di suggerire una serie di attrezzi da lavoro che stanno in borsa per poter disegnare nei luoghi più impensati. Di solito, sai, si pensa, ma non ho tempo, non ho spazio, non ho la possibilità, invece la possibilità ce la possiamo creare dandoci gli strumenti giusti per quella situazione. Allora è un corso online, bisogna iscriversi, attenzione perché siamo già il 3 luglio, il corso comincia all'8, il 9, il 10, il 17 e il 20 luglio, quindi scrivete alla fondazione Zavrel.it corsi @fondazionezavrel.it se volete partecipare a questo corso di sopravvivenza per viaggiatori dell'arte con Arianna Papini. Benissimo, passiamo alla segnalazione numero 5. Andiamo al fresco, forse, perché siamo ad Asiago sull'altopiano e qui c'è aperitivo con l'autore, come potete vedere una serie lunghissima di ospiti organizzata dalla libreria Giunti al Punto di Asiago da domenica 13 luglio, quindi fra poco, fino a lunedì 18 agosto. Concita De Gregorio, Claudio Ronco, Annalisa Menin, Beppe Salvenini, Alberto Pellai, Ale Al Said, sono solo alcuni nomi. Trovate tutte le informazioni presso la libreria Giunti al Punto di Asiago o nel sito web. Passiamo alla segnalazione numero 6.
Numero 6, andiamo a Jesolo. È uno dei tantissimi librobus, l'abbiamo preso così come esempio, che sono in movimento, vedete la biblioteca in movimento si chiama a Jesolo, che sono in movimento durante l'estate in tantissimi comuni della regione del Veneto. È un modo comodo, simpatico, per far uscire la biblioteca. Sono dei pulmini attrezzati, ma li conoscerete senz'altro, dove poter prendere in prestito e riconsegnare i libri e poter continuare a leggere anche se non siete direttamente collegati con la biblioteca. Per sapere tutto sul librobus in questo caso, ma anche negli altri, rivolgetevi alla vostra biblioteca di riferimento. Allora, io andrei alla segnalazione numero 7 e andiamo alla provincia di Padova. È una manifestazione che è già iniziata il 4 giugno, come vedete. Ci sono ancora due o tre appuntamenti. Siamo arrivati tardi, ieri c'era Ascanio Celestini, ma magari qualcuno di voi ha avuto l'occasione di seguire anche questo Ascanio Celestini, poveri cristi. Allora, autori vari, personalità anche di diverso carattere, tutto ciò con la direzione artistica di Bruna Coscia, organizzata da Cuore di Carta Eventi e promossa dal comune di Este. Este, tra l'altro, è anche una bellissima cittadina da visitare a sud di Padova, una delle tante città murate tra Monselice, Este, Montagnana, eccetera. Quindi un consiglio, andate un po' prima, così vi fate anche una bella passeggiata, a proposito di passeggiate letterarie. Ultima segnalazione, la numero 8. La rete bibliotecaria di Padova si rivolge a un pubblico giovane e lancia questa Summertime Challenge, una sfida praticamente. Non è l'unica, per fortuna, non è l'unica realtà che propone queste sfide, no? Sfide impossibili, leggi 12 libri in 3 mesi e quindi magari sapete, ci sono vari livelli però. Allora, pioniere della lettura, 5 libri, livello 1. Livello 2, esploratore delle storie, 10 libri. Invece il navigatore delle parole ha ben 15 libri da poter leggere in 3 mesi. E la sfida va completata entro il 15 settembre. Bisogna andare a prendere i libri nelle biblioteche, naturalmente prenotarli, leggerli, e poi scrivere la lista nel servizio online della BPA PDIT. Insomma, se volete partecipare, rivolgetevi alle vostre biblioteche di riferimento e vi daranno tutte le informazioni. Quindi buone letture, buona sfida a tutti i lettori giovani e non giovani. Ritorniamo qui anche col professor Livio Granello. Cosa dici di queste sfide letterarie? Che piacciono i giochi? Beh, a me non dispiacciono le sfide. Sono delle sfide impegnative, mi pare, quelle che lancia ad esempio le biblioteche padovane, è decisamente impegnativa. A volte è vero che d'estate si ha più tempo per leggere, è anche vero che ad esempio, essendo un lettore, quindi il mio lavoro è leggere, mi riservo l'estate per delle letture selvagge, quindi senza obbligo, senza neanche l'obiettivo della sfida. Cioè mi do una sfida, è una sfida con me stesso. L'altro anno ho letto Guerra e Pace, per dire, no? E quindi mi sono sfidato in un classico impegnativo, e quindi ecco, sarei fuori sfida, nel senso che arrivare a 15 partendo da Guerra e Pace non contano il numero delle pagine, ma conta il numero di quel caso là. Però potete fare tutti quanti come Livio Vianello, darvi delle sfide. Per esempio, io molti anni fa ho letto l'Ulisse di Joyce in inglese, questa è stata una grande sfida, o anche Moby Dick in inglese, quindi sono sfide che ognuno fa. No, avevo dimenticato di dire che io ho letto Guerra e Pace in russo, naturalmente. È scontato, no? Naturalmente. Allora, buone sfide personali a tutti quanti. Allora, procediamo. Sì, allora abbiamo parlato con Laura Magagnin di
letteratura autobiografica, che è una, come dire, è una tendenza che ormai si sta riscontrando all'interno della letteratura italiana, ma non solo. Allora abbiamo voluto indagare questa, questa, come dire, questo filone di interesse, insieme a una scrittrice, ad Emanuela Canepa. Ci piaceva il suo punto di vista, perché appunto è coinvolta direttamente, è scrittrice, ma è anche insegnante in alcune scuole di scrittura creativa, e quindi darei la parola ad Emanuela Canepa, che ci porta dentro alla scrittura autobiografica. Sta arrivando, abbiate pazienza, la tecnologia è sempre con noi, forse, altrimenti farò un doppiaggio in diretta. Benvenuta Emanuela Canepa, di nuovo nostra ospite. È già stata ospite di un paio d'anni fa di un'altra puntata di Magazine, e anche l'anno scorso in biblioteca di Badia Polesine a un bel incontro sul narrare, no, con altri ospiti. Abbiamo il piacere di invitarla nuovamente, perché vogliamo parlare di lei, di una cosa di cui lei non fa uso, che è l'autobiografia. Perché l'autobiografia? Tra i temi della maratona di lettura c'è Casanova, e sono i suoi 300 anni, Casanova diplomatico, avventuriero, ma anche scrittore, e grazie alle sue memorie, ecco che arriviamo all'autobiografia. Manuela Canepa ha pubblicato vari libri, ha vinto il premio Calvino nel 2017 con L'animale femmina, ha scritto poi un altro libro per Inaudi che si chiama Insegnami la tempesta, questo bel libro di questo formato un po' particolare, che è un racconto breve, che sono tutti della stessa lunghezza più o meno, no? Che si chiama Quel che resta delle case, molto suggestivo. E questo Resta con me sorella invece è del 2023, sempre con Inaudi. Non siamo qui a parlare dei suoi libri, ma allora, autobiografia Emanuela Canepa. C'è una tendenza, sembra, a questo, usare questo, l'autofiction, di parlare di se stessi nella letteratura italiana. Secondo te, se è vero, se riscontri anche tu, e perché succede questo? Innanzitutto buonasera, grazie ancora per l'invito, è sempre piacevole essere qui. Io ti dirò che da quando così mi hai dato un'idea di quelli che sarebbero stati i temi della nostra chiacchierata, ho cominciato a rifletterci, ti dirò che questa sensazione che l'autobiografia o l'autofiction, che oggi è più un'etichetta, diciamo, che va più di moda, che sia così dominante sul panorama letterario italiano, il panorama editoriale, non è una sensazione che ho. Sì, forse è un po' più abbondante di quanto non fosse, non so, diciamo negli anni 50, però non la trovo così appunto pervasiva come effettivamente a volte sento dire, ma non è la mia impressione. Ti devo dire che io rispetto all'autofiction ho una reazione soprattutto, non essendo poi una cosa che pratico in prima persona, ho una reazione soprattutto da lettrice. E da lettrice ti devo dire che io sì, magari posso sapere che è autofiction, nel senso che ovvio in quarta di copertina leggi con informazioni di massima che ti dicono che si tratta di quel tipo di letteratura, ma nel momento stesso in cui comincio a leggere, ma veramente nelle prime tre righe, io perdo immediatamente la percezione che l'autore sta eventualmente parlando di sé, che il protagonista si chiama come lui, e questa cosa è particolarmente forte perché poi spesso lo scrittore lo conosco, quindi so anche chi è, ma perdo immediatamente la percezione come dire, di quel dato di realtà che l'autofiction in qualche modo evoca, perché comunque uno scrittore che trasferisce in parole la sua esperienza personale, ammesso che lo faccia anche con il massimo grado di veridicità possibile, e parlavamo prima di Casanova, insomma, avendo un'idea della personalità di Casanova, secondo me se c'è uno che è un po' romanzato, ecco, quello è sicuramente lui, ma anche scrittori
lettori con un diverso tipo di ossessione per la realtà, nel momento stesso in cui decidono di scrivere di sé, mettono in atto l'operazione narrativa per eccellenza, e cioè selezionare all'interno dell'esperienza vissuta quegli episodi che rappresentano meglio non ciò che realmente è avvenuto, ma la propria verità interiore. E questo per definizione per me è fiction. Quindi, ripeto, anche quando leggo autofiction io me ne dimentico immediatamente, per me è comunque sempre un'opera di fantasia. Senti, tu lavori, insegni in due scuole di scrittura, una alla bottega di narrazione di Giulio Mozzi e una al Master Tecniche Narrative della scuola Palomar, fondata da Mattia Signorini. Ecco, avrai degli allievi giovani, non giovani, di diversa estrazione. Anche lì c'è questa tendenza, oppure è una cosa che, oppure proprio l'autonarrazione fa parte magari di un percorso specializzato per tirare fuori storie? Ma hai fatto un rilevamento statistico preciso, però la mia sensazione è che tra gli allievi delle scuole di scrittura addirittura è perfino meno presente, cioè, ma proprio occasionalmente ne avrò, ormai sono quasi 10 anni che lavoro tra una scuola e l'altra, quindi ne avrò viste, non so, se, all'incirca un centinaio di progetti narrativi da una parte o dall'altra, ma forse lo 0,5% avevano una componente importante o saturavano direttamente tutta la narrazione. Tutto il resto erano opere di fiction, quindi addirittura tra gli allievi delle scuole di scrittura io direi che la percentuale che si dedica all'autofiction è perfino più bassa di quella della narrativa generale, che già ti ripeto, come ti dicevo rispondendo alla domanda precedente, a me non sembra comunque neanche lì particolarmente preponderante. Quindi anzi direi che tra gli allievi delle scuole di scrittura è molto più dominante il romanzo, ma proprio di pura invenzione, quindi neanche è abbastanza raro perfino il romanzo, come dire, psicologico, tutto orientato solo alle dinamiche interiori, sia pure di fiction. Sono molto più frequenti i romanzi di pura fantasia, proprio di fiction totale, e per cui ti ripeto, l'autofiction è veramente poco presente, perlomeno nella mia esperienza, che per carità è ovviamente limitata, però è un dato, è una scelta, una vocazione narrativa che proprio non trovo applicata. Ho capito, allora potrebbe anche essere così una tendenza, cioè, del marketing che va a tirare fuori queste particolarità così. Sicuramente è un genere che oggi ha un suo, come dire, un suo posizionamento, per cui siccome i libri bisogna venderli, no? Chi si occupa di marketing di libri ha relativo interesse per i contenuti, ha interesse alla comunicazione del libro e a convincere il lettore a leggerli. E effettivamente l'autofiction senza dubbio è più facile da collocare di altre. L'ultima domanda, domandona finale. Perché Emanuela Canepa invece non utilizza questo mezzo? Me lo sono chiesto appunto, come dicevo prima, perché avevamo fatto un piccolo così, briefing prima, sapevo che il tema sarebbe stata l'autofiction. Sono andata a recuperarmi Amos Oz, no? Una storia di amore e di tenebra, perché se ricordate, chi di voi l'ha letto, c'è un capitolo all'interno del tutto estemporaneo, perché il romanzo parla della sua storia personale e indirettamente della storia dello Stato di Israele, dalla fondazione fino al momento in cui il libro è stato scritto. Però c'è un capitolo del tutto estemporaneo, il quinto, in cui lui si mette a fare teoria appunto della narrazione e anche della fiction autofiction, e dice una frase che a me ha colpito moltissimo, te la cito come introduzione alla risposta, dice: ogni storia che ho scritto è un'autobiografia, nessuna è una confessione. Ecco, questo è proprio, io credo, il principio di base di come io personalmente vivo la narrativa, cioè per me scrivere una storia è applicare oppure tentare di inseguire il miglior grado di verità possibile rispetto a quella narrazione. Per essere del tutto libera da pastoio, da vincoli, io ho bisogno, per poter dire la verità, ho bisogno che i personaggi non mi corrispondano, che non ci sia un personaggio con il mio nome, che non ci siano storie che ho vissuto personalmente, che sono che biograficamente mi appartengano. Qui Oz dice la stessa cosa e dice proprio: il lettore pigro è quello che va a cercare nel romanzo quello che è successo a te, ma non è questo lo scopo della narrazione. Io, per essere libera di dire la verità anche su di me, ho assolutamente bisogno che i personaggi non mi corrispondano dal punto di vista biografico. Poi, detto questo, la creatività lo sappiamo tutti come funziona. Finora non mi è mai venuto in mente: domattina mi sveglio e magari mi viene voglia di scrivere autofiction. Questo non garantisco per il futuro, assolutamente. Certo, certo, beh, no. Allora
Ti auguriamo buoni sogni che chissà cosa ti porteranno domani mattina quando ti svegli. Direi che possiamo chiudere qui questa gradevole conversazione con Emanuela Canepa, che ringraziamo ancora per la sua disponibilità. Ha dato anche un consiglio di lettura, così ci portiamo a casa anche questo. Allora salutiamo, grazie e buone prossime scritture. A presto. Benissimo, allora un'altra novità della Maratona 2025 è la giornata della maratona che si svolgerà il 3 ottobre, venerdì 3 ottobre a Rovigo, dove succederanno varie cose, tra cui un'altra passeggiata letteraria, alla fine della quale, dopo quando avremo letto tutto il nostro libro, ritroveremo ancora Emanuela Canepa, che parlerà di questo libro e si rivolgerà soprattutto ai gruppi di lettura. Allora, un incontro di Emanuela Canepa sul libro L'animale è femmina a Rovigo il 3 ottobre per parlare con lei di questo libro qua. Un incontro rivolto ai gruppi di lettura. Ma sul programma della giornata della maratona ci torneremo. Adesso ritorniamo invece a un'altra passeggiata che si svolgerà in provincia di Belluno e sentiamo cosa ne dice proprio l'assessora alla cultura di Borgo Valbelluna, la Chiara Scarton, che ha parlato con Livio Vianello. Eccoci, saluto Chiara Scarton, assessora alla cultura del comune di Borgo Valbelluna. Grazie per essere qui con noi. Borgo Valbelluna riunisce più comuni e Trichiana ha una piccola tradizione, anzi piuttosto corposa, su una manifestazione che giunge alla 35esima edizione, sì. Allora, innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti anche da parte mia, grazie per questo spazio che ci avete dedicato. Come lei ha ben ricordato, Borgo Valbelluna nasce nel 2019 dalla fusione di 3 ex comuni, Lentiai, Trichiana e Mel. E appunto, come ha ricordato, Trichiana ha una tradizione, ormai siamo alla 35esima edizione, appunto del Premio Letterario Nazionale Trichiana Paese del Libro. È un premio che è stato istituito su valere dei fratelli Cortina. Con la fusione poi dei 3 comuni è stato, diciamo, si mantengono le radici su Trichiana, però si è esteso poi il festival, perché legato al premio ora c'è anche un festival letterario, si è un po', diciamo, voluto far permeare questa buona tradizione all'interno di tutto il territorio. Quest'anno il tema del concorso, perché diciamo quello è sempre il cuore, che poi si sviluppa, ecco, su diverse manifestazioni, ma il concorso per noi è sempre il cuore della manifestazione. Il tema è stata la caduta, è un tema che è stato scelto dal presidente di giuria, che quest'anno è Marco Balzano. Marco Balzano sarà proprio uno dei nostri ospiti. Lo avremo presente nella giornata di venerdì 25 luglio, quando presenterà il suo libro, il suo ultimo scritto, Bambino. Ma non sarà presente solamente in questa circostanza, diciamo, un po' più classica, nelle vesti, insomma, in cui siamo abituati a vedere gli autori magari che presentano, che parlano i propri libri. Marco Balzano sarà con noi anche nelle giornate di sabato e domenica con un corso di scrittura. Lui ha alle spalle una grande esperienza alla scuola Belleville, alla scuola Holden, e abbiamo appunto voluto offrire a chi partecipa appunto a questo corso l'opportunità anche di, quello che lui ha detto è di guardare insieme, no, dentro la cassetta degli attrezzi, la cassetta del mestiere. Avremo poi un'autrice, grazie alla collaborazione che era una collaborazione molto preziosa con la casa editrice Raffaello Cortina, e avremo la senatrice Elena Cattaneo che verrà a presentare il libro Scienziate. Quindi parleremo di donne, della loro esperienza, di donne nel mondo, magari degli ambiti, delle materie in cui magari talvolta fanno un po' più fatica ad emergere, e invece appunto qui si sporta l'esperienza di dire no, le ragazze, le donne possono tutto, e anche in questi ambiti appunto anzi, devono dire la loro. Avremo poi Maria Grazia Calandrone,
quindi un'altra scrittrice per Einaudi, una penna dal mio punto di vista sopraffino, perché ha un modo di scrivere estremamente elegante e secondo me davvero magnifico. Si vede appunto che è anche una poetessa, tra le altre cose, e con lei andremo a parlare ancora una volta di un tema, diciamo un tema forte, che purtroppo a volte magari affrontiamo solamente in determinate circostanze, per determinate ricorrenze, perché andremo a parlare di tutto quello che è il mondo della violenza di genere, e lo faremo insieme anche in collaborazione con l'associazione Belluno Donna, quindi anche qui la volontà di collaborare con le associazioni del territorio e di portare avanti un'istanza insieme. Quindi si partirà dai suoi scritti, da dove non mi hai portata e Magnifico Tremendo stava l'amore, 2 libri che partono appunto da un'esperienza, uno dal vissuto personale e uno invece da un'esperienza comunque anche questa realmente accaduta, e appunto ci dà modo di affrontare il tema anche sotto una lente di ingrandimento, sotto il tema diciamo dell'attualità. Ecco, tra le pieghe del programma, la maratona di lettura, il Veneto Legge si è messa alla ricerca di posti in tutta la regione, di luoghi che fossero particolari o che predisponessero le persone a camminare e a leggere. E quindi quest'anno ci siamo inventati queste passeggiate nel territorio e abbiamo incrociato il vostro programma. Dove ci portate a leggere? Allora, questa è una bellissima iniziativa che mette insieme appunto il camminare, lo stare insieme e il leggere. E noi abbiamo proposto, quindi io ringrazio il fatto di essere entrata appunto in contatto con la maratona di lettura, è una grandissima opportunità, e noi abbiamo scelto un posto che è davvero speciale appunto per la bellezza e anche per la pace che regna tutto intorno. Quindi saremo a Col dei Piatti, è una zona sopra il territorio di Lentiai, sopra Polderù, quindi siamo verso Maglia Garda. È appunto una piccola collinetta raccolta tra le prealpi. Si trovano dei casolari che un tempo erano utilizzati per il bestiame, al momento non sono utilizzati, e avremo appunto un percorso di avvicinamento di circa 40-50 minuti. È una strada in parte su ghiaia, una strada bianca, in parte su terreno asfaltato. E è molto bello perché appunto è la zona in cui nel periodo di maggio abbiamo la fioritura dei narcisi, quindi è molto conosciuta quella zona per questa ragione, però non è meno bella d'estate, anzi vale veramente la pena di fare un passaggio e di trascorrerci una giornata. E da lì appunto, dopo aver percorso questa strada, saliremo appunto a questo colle che si chiama Col dei Piatti, e dalla quale si ha proprio una vista a 360 gradi su tutte quelle che sono le prealpi. È un luogo particolarmente bello e significativo che appunto noi abbiamo pensato di scegliere per questa occasione. Bene, e allora diamo appuntamento a tutti, da tutto il Veneto, ma anche chi volesse insomma fare questa passeggiata con noi. Diamo l'indicazione di portarsi un libro e magari una piccola stuoietta se vuol sedersi per terra, e alla fine garantiamo una piccola sorpresa che però non svegliamo. E allora grazie a Chiara Scarton per essere stata qui con noi, in bocca al lupo per il concorso e il festival, e ci vediamo per la passeggiata. Assolutamente, ci vediamo a Trichiana Paese del Libro. Grazie. Eccoci, quindi andremo a fare una passeggiata anche a Col dei Piatti, che avete visto la foto e anche la descrizione dell'assessora Scartoni. Sembra un posto decisamente da vedere. Portatevi un libro. La passeggiata è domenica 13 di luglio. Per iscriversi, se andate all'interno del programma Trichiana Paese del Libro, c'è un link a Eventbrite, e cliccando ci si prenota per la passeggiata. Bene Oreste, allora dopo aver fatto questa piccolo slalom tra le attività e le iniziative che stanno all'interno della maratona, chiudiamo con
con i gruppi di lettura. Abbiamo dato appuntamento ai gruppi di lettura per il 3 ottobre a Rovigo con Emanuela Canepa, ma vogliamo dar conto dell'iniziativa il 21 di giugno a Villa Angaran San Giuseppe, all'interno di una bella manifestazione che è gli Stati Generali della Letteratura in Veneto. Si è svolto l'annuale raduno dei gruppi di lettura del Veneto. Il titolo, forse lo sapete, è Un anno vissuto letterariamente, che è stato, come tutti i raduni dei gruppi di lettura, molto partecipato. Quindi se dite, vediamo com'è andata. Abbiamo appena terminato il raduno dei gruppi di lettura del Veneto, è stata una giornata particolarmente piacevole in una location nuova per noi, abbiamo sperimentato un raduno all'aperto. Bene, eccoci con Paolo Colombatti che frequenta il progetto Un anno vissuto letterariamente ormai da 5 anni. Ecco, volevamo un punto di vista esterno, ma interno in qualche modo, al progetto e al mondo dei gruppi di lettura in regione. Io lo presento questi incontri ormai da 5 anni, per me è bellissimo ritrovarsi in tanti luoghi diversi, ci sono state tante le occasioni di trovarci in questi anni ed è bellissimo incontrare tanta gente che ama i libri, che li vive in maniera totalizzante e scambiare con loro opinioni ma anche semplicemente sguardi è un modo per scoprire che esiste veramente un mondo molto bello al di fuori delle cose così brutte che vediamo continuamente. La letteratura è per me un'ancora a cui aggrapparsi per restare nella bellezza delle cose. E niente, adesso ci diamo appuntamento per il pomeriggio per altri gruppi informali tra lettori. Storie è una vera e propria recherche, proprio per citare Proust. I gruppi di lettura sono un fenomeno sfuggente. Noi ne abbiamo catturato una fotografia un'istantanea, circa 1200 gruppi mappati, più 50 storie di vita dei gruppi di lettura e interviste in profondità. Abbiamo elaborato 5 archetipi, 5 modelli narrativi per raccontare la varietà dei gruppi di lettura in Italia e a breve vedrà la luce anche appunto una pubblicazione, un report sempre a cura dell'associazione degli editori indipendenti italiani, la DEI, che presidia, commissiona e sostiene questo bellissimo progetto. Ecco, l'incontro a Bassano è stato un incontro decisamente partecipato, c'erano 120 lettori in rappresentanza dei gruppi di lettura di tutto il Veneto. È sempre un bel momento, ci si è confrontati con Marta Aidala e Paolo Malaguti che avevano proposto una bibliografia sul tema del confine. E adesso attendiamo speranzosi e anche curiosi
la nuova annualità e quindi le nuove proposte di lettura per i gruppi in vista del raduno 2026, cui il gruppo di lavoro dei gruppi di lettura in Veneto sta già decisamente lavorando. Allora, invito Oreste Savadin, eccolo, presente, no, eri assente, per salutarvi. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito in diretta, ma anche salutiamo tutti quelli che copiosamente magari ci seguiranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, in attesa spasmodica della seconda puntata della seconda stagione di Magazine, che sarà il 24 luglio, sempre giovedì 24 luglio, sempre alle 9:30. Vi arriverà sui canali Facebook e YouTube l'indicazione del link allo streaming, oppure per mail se siete nel nostro indirizzario. Se avete qualcosa da segnalarci, naturalmente il venetolegge@gmail.com, siamo felicissimi di ricevere i vostri riscontri e anche vostre informazioni. E vi ricordiamo ancora di inserire all'interno gli eventi all'interno della sezione eventi nel sito www.ilvenetolegge.it, gli eventi delle vostre biblioteche, delle vostre case editrici, delle vostre librerie, dei vostri reading e appena possibile anche naturalmente gli appuntamenti delle scuole che noi guardiamo con molta attenzione e affetto. Bene, allora Oreste, salutiamo, ci vediamo il 24. Io sempre su questi canali con Magazine numero 2 del 2025. Quindi con la sigla e buone letture a tutti e a presto.